Benvenuti in uno dei nostri fantastici viaggi nel mondo dell'antica civiltà sarda. Oggi ci troveremo nel territorio del Gerrei e precisamente a Goni, in un fantastico, vastissimo altopiano a circa 20 ettari, ricche di sughere e antichi pascoli. I Sardi, nel periodo della cultura di Osiri, circa 3200 anni a.C., ha realizzato questa vastissima area funeraria, ovvero sia Pranu Muteddu. Lungo i sentieri di campagna che si inoltrano nella vegetazione si susseguono tombe ipogeiche ed epigeiche imponenti, una necropoli che doveva essere importante per i vicini villaggi della zona, data la vastità dell'area e la particolarità dei monumenti. Popolazioni semplici che vivevano in capanne vicine alle sorgenti e praticavano allevamento e agricoltura. Esse riservarono al culto degli antenati mirabili sforzi ed energie costruttive che hanno permesso la conservazione di quelle antiche vestigia fino ai nostri giorni. Qui, infatti, si celebrava un momento di passaggio essenziale per le comunità, quello della morte, nella sua alternanza ciclica e nella sua intrinseca valenza rigeneratrice per la natura tutta. Il legame con gli antenati manteneva il filo della continuità e rinsaldava i vincoli col territorio e con gli altri abitanti, rendendo evidente e profondo il passaggio umano sull'altopiano. Le tombe rappresentano un momento di passaggio importante tra l'ipogeismo ed il megalitismo epigeico, arrivando a mescolarsi e influenzarsi a vicenda in forme spesso più uniche che rare. Rivolte ad est e a sud verso i punti di maggiore luce, seguono per lo più una pianta generale così caratterizzata. Circoli concentrici di pietre a formare il sostegno del tumulo sovrastante, un corridoio d'ingresso per accedere e stanze funebri al centro. Si tratta di tipologie funerarie epigeiche abbastanza rare all'epoca in Sardegna, almeno rispetto alle più usuali Domus de Janas, di cui si contano migliaia di esemplari in tutta l'isola. Ok, dove andiamo ora? Tomba seconda. Tomba 2. Ok, andiamo a vedere. Allora, la tomba 2, la più monumentale e suggestiva del complesso, è composta da due enormi blocchi di pietra e ha una planimetria tipica delle Domus de Janas. Imita quindi in elevato una tomba ipogeica. Il monumento presenta un corridoio con le pareti in muratura che porta nel primo blocco, interamente scavato, costituente il vano più esterno. Segue un secondo masso, anch'esso scavato all'interno, posto al centro di vani intermedi disposti radialmente, delimitati da lastre divisorie, muniti di portelli quadrangolari. Presso l'ingresso è visibile un mini, mentre in tutto il perimetro della struttura sono visibili i resti di una struttura gradonata, circondata a sua volta da un ulteriore ampio circolo dal diametro di circa 35 metri. Andiamo a vedere. Oi na ni na na na, oi na ni na na.
Così, come ipotizzava l'archeologa Maria Gimbutas, è facile immaginare in esso un richiamo uterino della forma generale, con un ingresso a corridoio che conduceva al rigonfiamento circolare del ventre, dove i defunti, di fatto, ritornavano per il riposo eterno. D'altra parte, ci troviamo in un contesto culturale segnalato dall'adorazione della dea. Idoli e arte rupestre e ceramica ne sono un meraviglioso esempio. È caratterizzato da una cosmogonia materna in cui vita e morte rappresentano due estremi che si toccano e si fondono nel mistero del ventre femminile e sotterraneo. Ecco perché troviamo nell'area del parco uno dei più grandi ritrovamenti sardi di menhir, circa 60 esemplari ancora visibili. Realizzati in pietra locale arenaria, di tipo aniconico e proto-antropomorfo, essi si inseriscono pienamente nel contesto delle religiosità fertilistiche e manifestano l'importanza attribuita al fattore vitale e rigenerativo delle energie sessuali. Oggi risulta difficile immaginare la presenza di simboli di tipo sessuale in un contesto cimiteriale, ma all'epoca di cui parliamo i due aspetti apparivano indissolubilmente legati nella spirale della vita, simbolo peraltro ampiamente utilizzato nell'arte rupestre delle Domus de Janas. Si trovano in coppia, a gruppi, isolati o in allineamento. Queste antiche presenze segnano il paesaggio e vigilano sulla pace degli antenati, tramandandone il ricordo nel tempo. Su alcuni menhir è possibile identificare alcune coppelle, frequenti in questo tipo di monumento, traccia di pellegrinaggio rituale, contenitore di offerte o disegno di precise costellazioni. Le piccole cavità lenticolari segnano in ogni caso il passaggio di qualcuno che ha voluto lasciare il suo segno sulla pietra sacra. Ancora oggi non è difficile vedere visitatori e visitatrici cercare il contatto fisico e diretto con i menhir, nel tentativo di assorbirne l'energia, il potere, la fertilità in un continuum che stupisce per la sua persistenza e radicamento popolare. Sono presenti anche le più tipiche Domus de Janas, le cellette ipogeiche artificiali scavate nelle rocce naturali e nei costoni rocciosi. Qui sono in forma molto semplice, mono o bicellulare con apertura verticale o ingresso a pozzetto. Le domus tendono a riprodurre l'ambiente dell'abitazione e manifestano nella loro stessa natura sotterranea il concetto dell'accoglienza uterina. La porta degli inferi che si apre verso una misteriosa realtà ctonia, capace di generare nuova vita nell'oscurità del sottosuolo e nelle buie cavità dell'oltretomba. La domus è scura e positiva come l'humus fecondo, spesso in altri contesti colorata internamente di ocra rossa, come il sangue che accompagna la nascita e la morte. Alcuni addirittura sostengono in alcuni casi un possibile legame tra Domus de Janas vicine a fonti d'acqua, ipotizzando che esse dovessero volutamente riempirsi di quel liquido amniotico simbolico attraverso pendenze e canalette. E in effetti il parco sembra cantare le lodi della dea, anche nel suo aspetto naturalistico, nella varietà meravigliosa delle specie animali e vegetali che la popolano a seconda delle stagioni. Picchi e ghiandaie volano liberamente da una quercia all'altra, orchidee selvatiche, asfodeli, funghi e asparagi stupiscono per varietà e ricchezza. Dicono che Pranumuteddu voglia dire altopiano del mirto, e quando soffia il vento, il profumo della macchia mediterranea contribuisce, infatti, a creare quell'atmosfera magica e suggestiva, capace di mettere in connessione col tutto e di rigenerare profondamente. Bene, speriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento. Nel frattempo vi consigliamo di mettere mi piace, di condividere con gli amici affinché possiate continuare a conoscere la vostra vera identità dell'antica civiltà sarda. Nel frattempo, buona Sardegna a tutti e alla prossima!